Solidarietà vola in Costa d'Avorio e precisamente a Gran Bassam, piccola cittadina turistica balneare dell'est ivoriano. Qui nelle ultime settimane sono arrivati una decina di camion per la raccolta dei rifiuti. A donarlo la Savno e la Sesa, aziende che si occupano dei servizi ambientali del Veneto orientale. Sono camion che erano obsoleti per noi ma funzionanti, perfettamente funzionanti per quelle zone, e li abbiamo mandati giù per insegnarli a fare la raccolta porta a porta, la raccolta differenziata soprattutto. Insomma, la raccolta differenziata dei rifiuti arriva in Africa grazie ad un progetto finanziato dalla Comunità Europea. Per loro questo è un problema non indifferente, quello dei rifiuti. Certo, è un problema che non hanno mai toccato, non hanno mai cercato di risolvere, perché purtroppo nei tanti anni di colonizzazione non sono stati abituati alla raccolta dei rifiuti. Invece è molto importante, soprattutto se vogliono incrementare, visto che questa è una cittadina di mare, anche il turismo. Non solo camion, ma a Gran Bassam sono arrivati anche i bidoni per la raccolta porta a porta. Umido, secco, non riciclabile. Come da noi, gli operatori passeranno di casa in casa. 2 volontari partiranno da qui per spiegare come fare, ma non solo, come fare anche gli impianti di riciclaggio. Qual è stata la loro reazione? Guardi, non le dico la soddisfazione che ho avuto, perché tutti, il Presidente della Repubblica Ivoriana, il Sindaco di Gran Bassam, ma tante altre persone e soprattutto l'associazione non profit e umanitaria che ci sono laggiù ci hanno ringraziato e continuano a farlo quasi tutti i giorni. L'obiettivo del progetto è duplice, non solo insegnare la raccolta differenziata. Si contribuisce a mantenere i giovani laggiù, perché questo progetto qui, nell'intento ma anche in quello che stiamo vedendo, sta utilizzando 300-400 persone giovani che invece di prendere la via dell'Europa stanno nella loro terra. Un'iniziativa partita grazie al supporto anche di Don Ciotti e che in futuro potrebbe raggiungere altri paesi dell'Africa.